Il bagno a Jesolo a metà ottobre, c'era l'acqua completamente trasparente e quell'effetto strano di chiaro all'orizzonte. A me sembra un'ala deflettore dietro. Anche qua sotto è. Sfruttamento minorile. E sono gli amici dell'Emi, è Blu che chiede del CP, ma il CP ancora un po'. Che profumino ai 1000 luci degli Jesolo. Un attimo, allora, senza riprenderti, sennò poi devo censurarti. Cioè, tu, pampino minorenne, stai rompendo i coglioni perché vuoi andare a fare i compiti? No, perché voglio semplicemente usare il Surface. Ah, ecco, e c'era un quindi secondo devo fine. fare i compiti. E secondo, se non faccio i compiti, io mi becco già una bella nota. Ok, però diciamo le cose come stanno. Tu vuoi fare i compiti perché una volta finiti giochi con Surface. Ah, ok, allora avevo frainteso, a posto. Ok, anche Skype adesso. Dove? Come dove? Sul culo dove ce l'hai Skype? Sul computer! Che puoi telefonare, però mandare... non ho Siri. Vabbè, cosa c'entra Siri? Sì, ma Siri serve. Allora che gli dico al tuo prof di informatica di bocciarti, sai? Lo chiamo io, anzi lo skypo. Uso il tuo Non ho il Skype. prof di informatica, è la maestra di scienza che ci fa fare informatica. Ah sì? C'è una femmina che vi fa fare informatica? Però ci fa fare delle cagate vere e proprie. E praticamente Bisogna aspettare che finisci l'anno scolastico per pubblicare sto video però. Cioè, se io, a parte che alle superiori il prof di informatica veniva a chiederle a me le cose, ma a parte quello, se io avessi uno che mi dice colora di rosso le parti del computer e di blu le periferiche, che senso ha questa proposizione? Allora, le parti del computer, cioè il computer inteso come CPU, come case, unità centrale, è questo, mettiamo che è questo. E tutte sono le periferiche, anche il monitor è una periferica, quindi l'unica cosa del computer è questa, perché qualsiasi cosa attaccata alla macchina, al computer, è una periferica. anche Lo dice anche il nome. Anche questo è attaccato al computer però. E tra l'altro poi, precisiamo, ci sono periferiche interne e periferiche esterne, quindi se vuoi fare le cose fatte bene, non come te le insegnano loro, tu dovresti colorare di blu anche il lettore CD e il floppy disk, in quanto sono periferiche interne. Via uno. Ciao Ugane, umuiamo. E dentro due, cambiato le lucette, tutte nuove. Allora qua, corrono e fin qua non c'è niente di male. Mi suonano e fin qua siete di teste di cazzo. E poi vanno giù per il fosso e vi sta bene. Dalle mie parti, se tu vai tipo ai 65 sul limite 50, ti scaricano il clacson e dopo loro si scaricano giù per il fosso e mi fanno aspettare me. Quindi adesso devo stare fermo, aspettare che li tirino fuori dal fosso. Da quando ho smesso di fumare ho acquisito un olfatto estremo. Uno di questi ragazzini sta fumando la ganja e io la sento da qua, da in riva al mare praticamente. Porca miseria, un peccato non condividere dal vivo questo spettacolo. Ci sono colori un po' più freddi, un po' meno giallognoli, più violacei, azzurri violacei. Potrei usare altre app, ho anche un'app professionale della Blackmagic, che è un'azienda che fa videocamere e software per l'editing video, però niente, io devo godermi il tramonto col cane, sono un po' egoista. Lo so che voi pampini avete scoperto il messaggio tra le righe, esatto, ossia fai sempre bene le tue cose nella vita, per carità, la vita è divertente, spremi, goditela, sperimentala, però insomma vedi anche se vale la pena fino a un certo punto. Porca miseria, guarda il leopardi e se gaspacà a schiena e l'anima per scrivere, ne valsa la pena. Per noi sì, per l'eredità che abbiamo ricevuto, ok, ma per lui, for him, come che dice in inglese, Medusa. E questo è un video alla Medusa, cioè se io vado avanti tipo non so circa un'ora viene fuori il Medusa film. Dopo l'apertura conservare in frigo per alcuni giorni.
come faccio a mangiare tutta sta roba in alcuni giorni? Cioè, è tanta, ragazzi, porca miseria. E poi c'è gente che muore di fame. È irrispettosa sta roba. Andiamo. Uccio, dai. Pensa che l'altro giorno, e stiamo parlando di fine ottobre, io e Caldonius abbiamo fatto il bagno in mare ed era bellissima, bella trasparente, cioè bellissima, no, era bellissima, era stranissimo l'impatto di vederla trasparente, esatto. Si constatava con grande tristezza, guardando un pochino i video della Sardegna, che sono stati persi, a parte che l'avevo già detto, i video dove Marco rimaneva impaltanato e con Pulmin lo tiravamo fuori, ma che era divertente di notte, sai. Ma sono stati persi anche dei video di una spiaggia fatta a caso, l'avevamo beccata anche col bel tempo, quindi si vedeva l'acqua trasparente e tutto, abbastanza tattica, un po' diciamo turistica, però parecchio tattica, perché avevamo il camper messo a 50 metri dall'acqua, quindi insomma mi dispiace. Mi dispiace, ma nel senso che stavolta non si sa perché li ho persi, cioè semplicemente mancavano i video, cioè quando tu li scarichi dall'iPhone o dalla GoPro ti vengono create delle cartelle con le date. Adesso vabbè, non sto a scendere qua nei dettagli tecnici, volevo solo di condividere un attimo l'amarezza. Niente, semplicemente quei video mancavano, punto, senza errori, senza niente, mancavano. Speriamo non siano successe le stesse cose anche a Tenerife, ma no, a Tenerife che li sto montando mi sembra ci siano tutti. E il mio cane si era preoccupato, andai in giro come un storniol, non mi trovava, si guardava in giro, adesso mi ha visto e sta arrivando di corsa. E cara, lei si preoccupa.
Se mi direi perché il CP ti sta sempre a fianco, eccetera, perché fino a piccola, tutti i miei cani sono sempre abituati a seguirmi, cioè sono loro che devono seguire me, quindi sono loro che devono stare attenti a me, non io sempre dietro al cane, chiamarlo di continuo, eccetera. E quindi, per carità, questo sulla premessa di un legame abbastanza consolidato, pertanto quando il cane si vede uscire dal branco e perdere il suo branco va un po' in panico, hai capito? Cioè, ma bisogna farglielo provare un po' quel panico, quindi ogni tanto mi nascondevo oppure mi allontanavo apposta e dopo il cane prendeva paura, dice madonna dov'è, mi riprendeva e la prossima volta ovviamente stava 1000 volte più attento a non perdermi. Guarda che sfondo da Drio. Attenzione, questi non sono video cinofili, sono semplicemente delle testimonianze di azioni che ho voluto provare nella mia vita, ho voluto provare a vedere cosa succedeva e te ne ho descritto i risultati. Poi se ci atteniamo alla base scientifica dell'empiricità, ossia della controprova nella pratica, in questo caso abbiamo utilizzato un solo contesto, ossia abbiamo creato un solo esperimento. Può essere che con altro cane o un'altra persona non funziona così e perdi il cane, non lo so. Questa è una parte bellissima. È uno di quei, non so, scorci di mondo che io adoro. Questo è un ponticello nel mio paese che si affaccia sui campi. Ciao, un CP, ciao CP. I gabbiani fan festa perché vedi, guarda, qui in ogni pontile è strapieno di granchietti, però non granchi blu. Ho trovato un solo cadavere di granchio blu, che hai visto la foto prima di quella chela spinata ninja, ok? Quindi non voglio assolutamente contraddire i media che parlano di questa invasione, in quanto secondo me è anche vera, solo che magari va a zone, nel senso che se ti ricordi nella laguna di Cavallino era strapieno, ce n'era uno ogni metro, mentre qua insomma sono un po' raretti da trovare nella spiaggia, ok, nel mare aperto di Jesolo. Io ne ho visti 2 in 4 anni, che vedi? Alcuni di noi sono talmente abituati alle bugie, perché a volte certe verità caicate diventano bugie o certe omissioni di informazioni diventano bugie dei nostri media, minchia come che la tiro lunga ogni volta, che a volte spesso ci vediamo vittime della perdita di informazioni reali e utili. E la madonna, sto quasi grando, vabbè ce ne sono di più grandi, ok? Il famoso granchiazzo blu, ok? Il quale, guarda, è tutto spinoso, è tutto ninja, è tutto blu, vedi tu? E ho questo che altro tocco. Aspetta, per stare in tema, lo giro col bacchetto con i spunciotti, è tutto spuncioso qua, porca miseria, ecco se anche spaccato. Guarda qua, chi 4 drogai, perché tu mi parli sempre male dell'Italia, ma guarda che ragazzo, se vai all'estero, vedi chi 4 lu a mari, peso nel branco del capibara. Oggi chiudo l'ufficio ed è questo il bello dell'attività in proprio, perché è anche meritato, nel senso che gli altri giorni lavoravo dalle 12 alle 16 ore al giorno, quindi se oggi lavoro solo 2 orette, ho capito che il lavoro è una passione, ma neanche vivere solo di quello, un po' come dire la bici è una passione, ho capito, ma non è che uno può vivere solo di bici, cioè almeno singano se così a vita. Mi sono preso queste scarpe della Goodyear e questo ragazzo è una genialata commerciale unica. Perché? Allora, se tu noti, sono sempre più case, marchi che riutilizzano il proprio marchio per una linea di abbigliamento. Vuoi vedere un po' quella volta scherzosamente Lidl, che però ha fatto successo, piuttosto che non so Goodyear o la Ducati stessa, questa è tarocca, l'ho fatta io, eccetera. E se tu ci pensi, però, genialata. Allora, così facendo si fanno pubblicità. Una volta c'era gente che spendeva un casino di soldi per fare le magliette di pubblicità. In questo caso no, i soldi si guadagnano. In più, guadagnando i soldi, grazie al marchio, si rafforza il marchio appunto per la pubblicità e si va in un altro posto dove cascare. Cioè, hai visto quante marche, magari anche famose del passato, andavano tantissimo, tipo non so, una volta c'era la Reebok, ti faccio un esempio, o le patatine La Bea, faccio esempi a caso, e adesso non le vedi praticamente più, no? Però questi, un po' come
Shingano, quando ti dice sempre di crearsi vari paracadute, e sì, hanno trovato altri posti dove mettere i piedi per terra quando cascavano, hai capito? E così, oltre a ampliare la propria potenza commerciale, anche si parano il culo in un eventuale collasso, per un eventuale collasso. In vista di un eventuale collasso. Il caricabatterie della moto, in teoria ce l'aveva anche il Power Station, ecco, sai, o l'Old Power, però non è figo. Alessia con la voce da trance. Non ci fai sentire la voce da trance? Le acciughe fanno il pallone, che sotto c'è la lunga. Se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni 3 lacrime batte la campana. Passan le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende. Ogni 3 ami c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni 3 notti un sogno che mi consola. Legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni 3 anni c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora. Ogni 3 anni c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora. Acciughe fanno il pallone, che sotto c'è la lunga. Se non butti la rete non te ne resta una.